quiete del giorno dopo. Il giorno dopo il violento acquazzone che si è abbattuto nel Vittoriese sabato nel tardo pomeriggio e che ha fatto tracimare il Meschio. Per alcuni abitanti di San Giacomo di Veglia sono stati attimi di paura. Paura sì, perché è venuto fuori, veniva dentro dalla corte lì, nel portone, sì, ma insomma è arrivata fino a un certo punto e poi si è fermata. Per fortuna che non ha fatto danni interni, insomma, solo esterni. A contribuire all'esondazione così improvvisa i lavori in corso in una vicina abitazione in ristrutturazione, che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per tamponare la falla ed asciugare l'area. Sul posto anche il sindaco, che oggi rassicura i residenti. Fortunatamente questa volta è uscito per purtroppo dei lavori in corso, ma insomma tranquilli. La situazione è infatti tornata alla normalità poco dopo e oggi restano i sacchi di sabbia a protezione dell'argine e alcune strade ancora infangate, ma la paura sembra passata. Paura, prima che butti giù la casa.